Noi non accettiamo di rischiare di ammalarci per la situazione. Di fatto abbiamo autobus pieni ben oltre l'80% di capienza che dovrebbe essere prevista, abbiamo autobus in ritardo, autobus che a volte non passano, è successo anche negli anni scorsi, non è un problema che è scoppiato adesso con il Covid, era già pregresso. Il tema dei trasporti è al centro del dibattito degli studenti medi che oggi hanno manifestato in piazza Matteotti. Un sit-in obbligato, vista l'esigenza di non creare assembramenti. I ragazzi hanno condiviso pubblicamente le proprie difficoltà nella scuola al tempo del Covid, a partire dal come raggiungerla. Tutte quelle persone che abitano fino all'Equaro alle 12:20 non possono prendere la corriera e devono aspettare fino alla corriera dopo, che è alle 13:10. La provincia è mal connessa con la città, il centro è mal connesso alla sua periferia e questo è fondamentale perché tutti gli studenti dovrebbero avere lo stesso diritto. Le linee urbane, quelle intracittadine, diciamo che sono più servite, è un po' meno critica la situazione, però comunque è critica anche lì vanno aggiunti autobus supplementari. Martedì prossimo è indetto un altro incontro per raccogliere tutte le proposte ed avanzare precise richieste. Chiediamo più corse, soprattutto durante l'orario di ritorno da casa e per l'andata per le scuole, più corse anche alla sera, in modo che possiamo aderire alle iniziative del comune o comunque trovarci con gli amici alla sera, perché di fatto chi abita decentralizzato dalla città deve comunque avere la possibilità di avere una vita sociale. E chiediamo, la cosa più importante per ottenere tutto ciò, un tavolo di trattativa col comune di Vicenza, con la regione e con SVT per arrivare a un punto di incontro.